Benvenuti, bentrovati, è un altro nostro appuntamento, quello giornaliero dedicato al mondo dello sport, ed è un appuntamento che ci porta su www.venetoglobe.com, la nostra e vostra web tv, che si arricchisce da oggi anche della sua radio che si chiama VG Radio, dove potrete ascoltare questo programma, naturalmente l'audio, in edizione serale intorno alle 20:30. Per quanto riguarda invece la normalità del digitale terrestre, canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia. Per quanto riguarda l'emittente Caffè TV 24, ogni sera alle 19:40 in onda sempre in prima serata, poi nella seconda parte di serata e nella terza parte della giornata, cioè nelle prime ore del mattino, il terzo appuntamento in replica. Andiamo a vedere le principali notizie anche per oggi, a scoprirle insieme. Parliamo di Ferrari, parliamo della Rossa di Maranello che si svela in trasferta a Reggio Emilia con tanto di foto, interviste e filmati per un rito che non passa mai di moda, da Enzo ad Agnelli agli show dell'era Montezemolo. Dopo la Ferrari, domani toccherà alla Red Bull e alla Renault, mentre venerdì sarà presentata la Mercedes. Parliamo di calcio, dopo la sconfitta nel derby trema anche Pioli, il tecnico del Milan. Se non ci sarà rimonta, infatti, sarà addio. Sull'altra sponda è boom Inter e boom Conte. Il tecnico ora vuole veramente ribaltare il campionato. La Juventus vive un momento particolare con pochi gol realizzati e con un Pjanic in tilt e assolutamente da recuperare. Anche a Roma si pensa ad una nuova rivoluzione, rischia addirittura il direttore sportivo Petracchi. A Napoli invece a rischiare è Gattuso, finito sotto accusa. In Coppa, per quanto riguarda la formazione, rispunta Merè tra i pali. Pallavolo maschile come il calcio, con una volata scudetto a 3, in testa Perugia e Civitanova, poi Modena a 2 punti. Ci sono 6 giornate per decidere la regular season. Da giovedì invece arriva la Final 8 di Coppa Italia per il basket, che vedrà di fronte Milano-Cremona, Virtus Bologna-Venezia, Sassari-Brindisi e Brescia-Fortitudo-Bologna. Per l'atletica, stasera indoor a Stoccolma, dove saranno in pista alcuni atleti, i nostri atleti, tra cui il grande Fabbri, che ha stupito tutti, poi Stecchi e Trost. A proposito di atletica, dagli States arrivano buone notizie per Virginia Scardanzan, che ricordiamo con i colori della Silca, che nel salto con l'asta alla Pittsburgh State University varca i 3,93 m, che vale il record della school. A Rotterdam invece per il tennis mondiale torna in campo Fabio Fognini, dove è la quinta testa di serie. Esordio duro però contro il russo Chachanov, numero 17 mondiale. In Olanda c'è anche Sinner, grazie ad una wild card giocherà domani contro il moldavo Albot, che è numero 50 dell'ATP. Sempre parlare così all'inizio di pallavolo femminile e ci torniamo, in questi giorni lo abbiamo fatto, con una visita a Maserata e agli impianti della Bremas, la società appunto di pallavolo che dedica grande spazio e grande tempo naturalmente al settore giovanile. Ecco il nostro ultimo servizio. Sì, io arrivo da altre esperienze in altre società, per un periodo avevo deciso praticamente di far vita privata e dopodiché con gli amici del Bremas ci siamo trovati, abbiamo discusso per quasi tutta l'estate e abbiamo messo in pista una serie di progetti di cui io mi sento abbastanza molto partecipe sul modo di fare sport, che per me lo sport comunque rimane sempre una scuola di vita, soprattutto con le giovani, dove l'obiettivo è quello di tenere i bambini, le bambine fuori da determinati giri. Quindi uno degli obiettivi su cui io ho sempre lavorato è quello della crescita, oltre a pallavolistica, anche sul rispetto delle regole, sul stare in gruppo, una crescita, come si può dire,
per diventare più grandi, per essere pronti ad affrontare in futuro anche la vita. Sono atlete, sono donne, ma diventeranno appunto... Sono donne, devono diventare donne a tutti gli effetti. Per quanto riguarda la società, oltre ai progetti che elencava prima il direttore tecnico, noi stiamo lavorando molto anche con società vicine e questo è un altro punto importante per noi, perché comunque dà il modo di confrontarci, di crescere assieme nel territorio. Quindi l'obiettivo è quello di portare sempre più ragazze e anche dare la possibilità a tutte di giocare, creando dei gruppi misti, quindi ci sarà quella che ha la possibilità di crescere perché magari è portata per pallavolo, c'è chi si dedicherà solamente a giocare, però gioca. Questo... Agonismo ma anche aggregazione. Esattamente, senza che nessuna rimanga esclusa. Questo è il nostro obiettivo. Beh, allora buon lavoro, perché di obiettivi ce ne sono e di lavoro ce n'è. Certo, ricordo il volontariato da parte nostra, la società è fatta comunque di professionisti nelle palestre, di cui io da poco sto iniziando ad avere dei rapporti e mi sto trovando benissimo, cioè nel senso che anche noi dobbiamo imparare molto da loro. Quindi anche questo porta un confronto fra il volontariato e il professionista che lo fa di mestiere, perché noi alla fine facciamo anche altro, però insieme si cresce. Io sono sempre dell'idea che il confronto è l'asso nella manica, è la soluzione. Quindi forza Bremas, forza tutto, andiamo avanti. Forza il volley quindi, no? Con l'Union Bremas Volley, e complimenti anche a Dario Palamin, uno dei dirigenti appunto della società. Lasciamo la pallavolo femminile in questo caso per il rugby maschile, perché i Leoni del Benetton si stanno preparando per la ripresa del Pro 14, una ripresa che porterà la Benetton in quel di Newport contro i Dragons. Ce ne parla un ritrovato Marco Zanon, eccolo. È un inizio campionato un po' particolare per te quest'anno. Sì, diciamo ho avuto sfortuna da quest'estate che abbiamo preparato il mondiale, ho avuto un infortunio e quando sono rientrato qua a Treviso, appena entrato contro i Kings, mi sono infortunato e adesso sono rientrato alle scorse ultime due di Champions, Northampton e Leinster. Quindi bene possiamo dire, e adesso si guarda avanti naturalmente, perché arriva una stagione dove potreste, almeno dicono tutti, ritornare ai fasti dello scorso anno. Sì, ora inizia il Pro 14 e con la pausa delle 6 nazioni alcuni giocatori nazionali rientrano e ci daranno un contributo, una mano. Comunque noi queste 2 settimane abbiamo preparato la partita contro Dragons e sabato si vedrà, insomma. Sono state delle settimane, da quello che abbiamo visto, anche abbastanza pesanti, abbastanza dure, perché si è lavorato settorialmente. Sì, non essendosi la partita abbiamo lavorato più fisicamente, abbiamo migliorato un po' gli aspetti, diciamo, del fitness e della forza con il lavoro in palestra, e comunque sia abbiamo studiato le prossime 3 partite, che adesso ne abbiamo 3 di seguito, e adesso testa la prima, che è Dragons, e siamo pronti. Che è un bel test, perché tra l'altro in campo esterno, con un clima che potrebbe essere questo che vediamo quest'oggi. Sì, già stamattina ci hanno detto che tutta la settimana là sarà brutto, pioggia e vento, e quindi sarà una partita abbastanza dura fisicamente e magari dovremmo giocarla più sotto un aspetto territoriale, con il gioco al piede. Marco Zanon e i Leoni partiranno venerdì alla volta di Newport, dove giocheranno poi contro i Dragons sabato. Torniamo al calcio, andiamo alla Serie B. Nel posticipo Salernitana batte Trapani 1-0. Stasera si recupera Spezia Cremonese in campo già venerdì 14 con Pescara Cittadella. Sabato ci sarà Benevento Pordenone, poi Venezia Entella e lunedì chiuderà il Chievo contro la Salernitana.
C'è un cambio di panchina, c'è un salto di panchina, il Cosenza ha esonerato Braglia e affida la squadra al trevigiano Bepi Pillon, che ritorna in sella a 67 anni. Serie C, Vicenza a 57 punti al comando, ieri sera c'è stato il posticipo tra Reggina e Ternana, una gran bella partita, terminata 1-0 per la Reggina, sempre più vicina alla Serie B. Per quanto riguarda la Serie D invece in testa il Campodarsego, ma chi sta facendo un ottimo campionato è il Venezia di Zecchin. Il direttore sportivo ieri era ospite del nostro programma Dilettanti a tutto campo, condotto dal collega Riccardo Bonvicini, che potrete già vedere questa sera sui nostri canali venetoglobe.com e streamingsport.it, già vedere appunto questa sesta puntata del programma Dilettanti a tutto campo. Intanto andiamo a sentire uno stralcio delle dichiarazioni del direttore sportivo del Mestre. Siamo in un trend positivo da alcune partite a questa parte, soprattutto il girone di ritorno siamo partiti abbastanza bene. Ieri è stata una partita un po' dai due volti perché siamo partiti con un atteggiamento sbagliato, dove il nostro portiere il primo tempo ha fatto 2 interventi veramente di ottimo livello. Poi il secondo tempo abbiamo cambiato un po' il registro, si vede che il mister, che ieri era il mister in seconda perché abbiamo l'allenatore Zecchin che è squalificato e niente, si vede che ha fatto cambiare la svolta, la squadra ha reagito bene, arrivavamo meglio sulle seconde palle, abbiamo condotto un po' di più la partita, abbiamo trovato il vantaggio. Poi di nuovo il nostro portiere ha parato un rigore del probabile pareggio e poi verso lo scadere abbiamo trovato il gol del 2-0. Insomma. Questo Busolin, il direttore sportivo appunto del Mestre, scusatemi, e vi ricordo l'appuntamento Dilettanti a tutto campo con Riccardo Bonvicini alla conduzione a partire già da questa sera sui nostri canali venetoglobe.com e streamingsport.it. Il calcio a 5 stasera propone in A1 un big match che vedrà di fronte il Camedosson ed il Pescara nella 21esima giornata. C'è questo match del Came, reduce dalla vittoria casalinga contro Latina sabato scorso, va a Pescara questa sera, la Corazzata dovrà giocare contro la Corazzata Acqua e Sapone Pescara, che fu sconfitta però dai trevigiani nel girone d'andata. Nel calcio a 5, rimaniamoci, andiamo a sentire cosa è successo sul campo del Maccan Prata che giocava nel fine settimana contro il Nervesa della Battaglia, formazione trevigiana. Siamo con Federico Marcasin, oggi impegnato a sostituire Morassi, una grande prestazione, la tua un po' sfortunata per quei gol presi, comunque ti avevo visto in grande forma. Beh, per sostituire un portiere come Luca Morassi servono grandi prestazioni, la fiducia della squadra c'è, quella della società c'è, peccato per la sconfitta. Però adesso si lavora, la prossima c'è l'Udine City e quindi bisogna pedalare. Ringrazio comunque i compagni e tutti perché sento la vicinanza giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento e grazie a tutti, però bisogna lavorare di più, dare di più perché abbiamo degli obiettivi e dobbiamo raggiungerli. Secondo te non è un passivo un po' troppo pesante per quanto avete dimostrato in campo? Diciamo che quando rischi il portiere di movimento può sempre succedere di prendere 1 o 2 gol, ne abbiamo fatto anche uno. Il passivo dice poco nel futsal, ci sono squadre che magari fanno bene tutta una partita, poi perdono. Oggi loro sono stati più bravi, più cinici, però noi ci siamo giocati le nostre carte, quindi abbiamo sì da recriminare perché possiamo dare di più, ma comunque testa alta e avanti sempre. Bene, passiamo al basket, adesso siamo in chiusura, in Serie A2 femminile il Ponzano dopo la sconfitta con le Lupe di San Martino di Lupari ha riposato in attesa di ricominciare una parte finale molto importante. Importante anche il campionato della Serie B maschile Rucher Sanve che ha vinto a Cremona dopo un tempo supplementare con un super Durante che ha trascinato la vittoria agli uomini di Marco Mian. La prossima partita interna vedrà la Rucher Sanve ospitare la Soresina, ultima della classe al Palasystem di Saccon di San Vendemiano. È tutto per quanto riguarda il nostro appuntamento con le notizie sportive, ci risentiamo domani.